Mezz'ora per vedere volare via case, auto, coltivazioni, il lavoro di tutta una vita. Tanto ci è voluto ai vortici con grandine che ieri pomeriggio hanno investito in pieno il Basso Polesine, creando almeno 2 trombe d'aria che hanno travolto Melara e la fascia di territorio che unisce Stienta a Occhiobello. Intorno alle 16 la tempesta crea tornado. Tutti corrono a ripararsi ed è solo per questo che non si parla di tragedia, ma quel che resta oggi in alcuni punti è la desolazione totale. Accorrono 25 unità dei Vigili del Fuoco da Rovigo, Adria, anche da Treviso. Si muove subito la Protezione Civile. Abbiamo raccolto i primi dati sommari, i comuni adesso invieranno alla Regione le loro richieste per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni dello stato di crisi e poi il Presidente Zaia valuterà come procedere. A Melara, 1880 anime al confine con la Lombardia, la tromba d'aria ha divelto una quarantina di tetti, scoperchiando le case, molte delle quali oggi inagibili. Colpita soprattutto la frazione di Santo Stefano, abbattuti muri, recinzioni, alberi. Qui una jeep cappottata dal vento per un centinaio di metri, alcune stalle danneggiate tanto da dover trasferire nottetempo centinaia di animali. Dal municipio, finalmente in ristrutturazione dopo il terremoto del 2012, il sindaco coordina gli aiuti. Attiveremo insieme alla Protezione Civile provinciale e regionale magari un gruppo di esperti volontari per fare una stima più concreta e ci stiamo attivando per chiedere la calamità naturale. Alcune famiglie evacuate sono ospitate alla casa degli scout, è senza corrente, per fortuna c'è un generatore. 30 km più in là, a Gurzone di Occhiobello, il tornado si prende il lusso di uno schiaffo alla Protezione Civile. Marco, volontario che esce dalla sede per correre a Melara, viene investito dalle tegole del tetto. È successo anche questo, ho incontrato la coordinatrice dei volontari, insomma abbiamo dato tutto il nostro affetto e il nostro appoggio al sistema di volontariato. Anche a Stienta si lavora per combattere la disperazione, lenire la rabbia, così fa Harry. Adesso non abbiamo più nulla per cui lavorare, quindi non so come faremo, non so se riusciremo a tirarci su, purtroppo.